Bene, ormai è noto a tutti che Maurizio Felsner, membro del nostro istituto di speleologia scientifica, ha deciso di battere il primato di permanenza nel sottosuolo. Se non sbaglio, dottor Jones, attualmente il primato di resistenza a circa 60 metri di profondità è detenuto da uno speleologo canadese, John Gilmore. Che ne pensa? È ancora un record il suo? Adesso non lo è più. E ho tutta l'autorità per dirlo, dato che ero io il suo medico personale. Il nostro amico Maurizio, ecco, guardi, adesso sta compiendo consuete banali attività quotidiane. Vive in quell'angusta grotta da ben 78 giorni, contro i 64 giorni passati da John Gilmore in una caverna del Sud Dakota 5 anni fa. Quasi 2 settimane in più. Buongiorno a tutti. Ciao, Erna. In altre parole, Maurizio ha già superato il suo obiettivo ed è lui il nuovo primatista, anche se ovviamente ancora non lo sa. E allora che ha deciso, dottor Jones? A proposito di Maurizio? Sì, quando è che lo tiriamo fuori? Tra un'ora, stiamo aspettando quelli del telegiornale. A proposito, suppongo che avrà perso la nozione del tempo, dato che il regolamento vieta l'uso di orologi o di altri strumenti timer. Neanche il telefono può usare a norma di regolamento, eccetto che in emergenza. Il suo isolamento è totale. Il peggior nemico di Maurizio in questo momento è la solitudine. È sempre notte là sotto e le ore possono trascorrere lunghe come secoli o brevi come istanti. Tutto dipende dal sistema nervoso o dal fattore emotivo. Per lui potrebbero essere trascorsi soltanto 20 giorni o magari 4 mesi. Non sei d'accordo, Erna? Certamente. Saremo noi tra un'ora a informarlo che l'esperimento è finito bene e a dirgli esattamente quanto è rimasto sottoterra. Le sue condizioni saranno precarie. Sicuramente avrà bisogno di cure. Non solamente di cure, ma anche di una serie accurata di analisi cliniche, come per esempio pressione arteriosa, cuore, stato di orientamento, riflessi e altre reazioni accessorie. Sicuramente sarà un po' malandato. Dopotutto è come vivere rinchiuso in una tomba per più di 2 mesi. C'è da diventare matti. Dai, Paul, non esagerare adesso. Scusate, amici, ma il mio ragazzo purtroppo ha la mania di drammatizzare sempre tutto.
Salve, gente. Salve. Ciao, Ciao, Manfred. Manfred. Hai riposato bene? Senti, diciamo che finalmente ho ripreso fiato. Ho dormito 10 ore filate. Beato te. Allora, niente di nuovo? Procede tutto bene? Certo, procede tutto bene. Abbiamo finito l'intervista con Telenord. Preparati a scendere giù insieme a Paul. Tra un'ora esatta lo tiriamo fuori. Tra un'ora. Ma non si era detto all'1:30? Da un'occhiata all'orologio, sfaticato. Guardate, non sta bene. Ma sì, si sente male. È sul punto di svenire. Che succede? Il circuito TV è andato in fuga. Forse c'è un guasto nell'impianto. Ho un abbassamento di tensione. Può essersi staccato un È cavo. un bel casino adesso. Dobbiamo fare qualcosa. Quello potrebbe lasciarci la pelle. Probabilmente si tratta di un semplice malore. Non confondiamo le cose. Questo è un banale guasto dell'impianto a circuito chiuso. Svelto, va a dare un'occhiata ai cavi. Pronto, Maurizio? Maurizio! Maurizio! Dottor Jones! Aiuto! Aiuto, stanno arrivando! Vogliono uccidermi! No! No, vi prego! Per l'amor di Dio, salvatemi! Vi prego! Salvatemi! Ah! Maurizio! Maurizio, rispondimi! Che facciamo? Bisogna scendere giù, dottore, e senza perdere tempo. D'accordo, ma attenti a non lasciar trapelare niente. Se quelli della TV vengono a sapere di un incidente, siamo fregati. Non perdiamo altro tempo. Vado a prendere la sacca del pronto soccorso nel camper. Ok. Un momento, dottore. Mi occorrono 20 minuti per avvertire quelli della TV che tutto è rimandato a dopodomani, ok? Sbrigati. Laura, basta. Sono stufo, andiamo. Ancora un minuto, va bene? Se vogliamo essere a Firenze prima di sera, dobbiamo sbrigarci. Sei il solito rompiscatole, Teo. Ah, bene, così io sarei un rompiscatole. Sì, e recidivo anche. Ma insomma, scusa, a che ti servono tutte queste foto? Abbiamo le mappe, il campione del terreno, i dati per le trivellazioni. Mi pare abbastanza, no? Mica dobbiamo scoprire le rovine di Troia. No, non è abbastanza. A parte le fotografie che faccio per piacere mio, c'è ancora qualcosa che ci serve come il pane. Sì, lo so, il permesso dell'Ufficio delle Belle Arti per dare inizio agli scavi della chiesa. No, io non mi riferivo al permesso. Stavo alludendo ad un'ispezione preliminare del sottosuolo. Oh, e quando la vorresti fare, questa ispezione? Si può sapere? Adesso. Andiamo. Ehi, aspettate un momento. Mi chiamo Laura Benson, sono un'archeologa. Perché fate quella faccia? Non avete mai visto gente che si occupa di scavi? Teo e io siamo assistenti all'Università di Firenze. Stiamo facendo delle ricerche sulle rovine dell'abbazia. Beh, ma a noi che importa? È probabile che ci siano ancora dei reperti di grande valore là. Senti, caro.
Noi siamo solo degli speleologi e i vostri ruderi non ci interessano più di tanto. Sono stata chiara? Bene, arrivederci. Ehi, un momento, aspettate. Noi scendiamo giù con voi. Tanto un'ispezione là sotto era in programma. Neanche a pensarlo, non portiamo dei dilettanti con noi. Ma che dici? Noi due dei dilettanti. Io sono socia da anni di molti club alpini. Ho scalato 4 volte la Marmolada. È vero. E io ho fatto un corso di ricerca sotterranea a Postumia. Sentite, dateci un taglio. Noi abbiamo dei problemi. Ci caliamo giù per prestare soccorso a un collega che è in difficoltà. E non vogliamo degli estranei con noi, ok? Gente, c'è una cosa che forse dovreste sapere. Ho studiato a lungo la conformazione geologica della zona su delle vecchie mappe. Vi sono delle gallerie lunghe dei chilometri, che forse comunicano coi sotterranei dell'abbazia. E con questo? Ci vuole molta prudenza. Sapete com'è chiamata quella chiesa? L'Abbazia Maledetta. Bruciò nel 1289. Su quell'incendio circolano strane leggende. A noi non interessano le vostre leggende. Su, andiamo. Un momento, Paul. Aspetta tu. Hai con te quelle mappe? Certo. D'accordo, venite pure con noi. Ma voglio che un punto sia ben chiaro. Noi scendiamo, tiriamo fuori il nostro amico e vi piantiamo tutti e due. Sono affari vostri poi, ok? Ok. Ok? Manfred, dagli le imbracature e un paio di lampade. Sta attento, quel geyser bolle a 120 gradi Fahrenheit. Niente paura, dottore. Io adoro la sauna. Dove diavolo si è cacciato? Quasi certamente deve essergli accaduto qualcosa di grave mentre stava parlando con noi. Dottore, provi a ricordare le sue ultime frasi. Insomma, le parole che ha detto prima di quell'urlo. La voce era molto concitata, ma una frase mi è rimasta impressa. Questa. Stanno arrivando. Vogliono uccidermi. Le ho udite anch'io. Secondo me non può essere andato lontano nelle sue condizioni. Dopo 78 giorni è già tanto se si reggeva in piedi. Guardate, stava leggendo un libro. Che strano, non lo abbiamo mai visto leggere negli ultimi giorni. Ed era sotto controllo 24 ore su 24. Può darsi che ci sia sfuggito. Forse ci siamo distratti. Oh mio Dio. Ma questo è sangue.
È sangue. È ancora fresco. Sicuramente è ferito. Dottor Jones, guardi. Il circuito televisivo adesso funziona perfettamente. Tutte e due le telecamere. Dobbiamo fare qualcosa. Andiamo a cercarlo, ok? Giusto, andiamo. Senti, Teo, a te non sembra molto strano che leggesse proprio questo romanzo? Parla di un'abbazia e dei delitti orrendi che vi furono commessi alcuni secoli fa. Avanti, non fare la scema. Tu lavori sempre di fantasia. Ma che nesso vuoi che ci sia con la nostra chiesa? Ci mancava che andasse tutto in corto adesso. Oh, ma che diavolo stai aspettando? Accendi una lampada di riserva! Ma calma, Erna, dammi il tempo di trovarla. Laura, dove ti sei cacciata? Rispondi! La cripta mortuaria dell'abbazia. Ma allora avevo visto giusto. Voglio vedere la faccia che farà quello stronzo di Teo. Glielo dicevo che doveva esserci un passaggio dalle grotte. Non riesco a trovare Laura. Qualcuno ha visto dove è andata? Quando ho raccolto il libro era vicino a te. Già, a me è sembrato che ti stesse dicendo qualcosa. Sì, ma poi sono scoppiate le lampade e in mezzo a tutto quel casino l'ho persa di vista. Sentite, ragazzi, sono preoccupato. Non ci sarà per caso qualche trabocchetto dentro questa caverna? No, questo è impossibile. Abbiamo setacciato la grotta metro per metro prima di dar corso all'esperimento. Ok, sentite. L'accesso a questa caverna è il tunnel da cui siamo appena venuti, giusto? Vai avanti. Quello è il proseguimento della grotta. Bene. Da lì si dipartono due cunicoli. Li ho esplorati entrambi per un buon tratto con molta attenzione, parecchie volte, ma non so dove vadano a finire. E quella piccola galleria? Dove conduce? Oh, in nessun posto, è a fondo cieco. Bene, così adesso dobbiamo recuperare un altro agnello smarrito. Una pecorella, per meglio dire. Laura! Laura! Inutile che ti sgoli. Non ti dice niente il fatto che non sia lei a chiamare. Allora?
Che cosa facciamo? Ci dividiamo in 2 gruppi. Uno ispeziona il primo tunnel, l'altro il secondo. Bisogna assolutamente trovare Maurizio e quella stupida ragazza. Bene, io e Manfred percorriamo quello di sinistra, ok? Ok, io e Erna quello di destra. Perfetto. Dottore, io che faccio? Tu resti qui con le attrezzature e le lampade a gas. Ecco qua. Prendi questo walkie-talkie e ci teniamo in contatto ogni 5 minuti. È tutto chiaro? Chiaro. Vuoi controllare la tua radio? Dico a te, Paul. Subito. Prova. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Sì, è a posto. Almeno avessi un paio di compresse di Optalidon. Mica lo sanno che soffro di claustrofobia. Maurizio! Maurizio! Dove sei? Nell'anno infausto di Nostro Signore 1289, in questo luogo di eterna penitenza, furono sepolti vivi in seguito a una condanna, no, a una sentenza dell'imperatore Berengario, 7 monaci benedettini clunicensi, detti i monaci neri, tutti colpevoli di eresia e di fornicazione col demonio. Essi rispondevano ai nomi di Simone di Reims, Barnaba da Pavia, Guidobaldo il teologo. Ci è mancato poco. Ti è andata bene. Vedi di fare più attenzione la prossima volta o ci rimani sotto. Aiuto! Aiuto! Dottor Jones! Sono qua! È lui! Maurizio, stiamo arrivando! Maurizio, cos'è successo? Oh mio Dio, sei ferito. Erna, dottor Jones, non ci speravo più. Aiutatemi, per l'amor di Dio. Soffri molto. Sì. Senti, adesso non ti agitare. Bevi un sorso di questa e grappa. Ti farà bene. Hai una brutta ferita alla tibia, com'è accaduto? Non lo so. D'un tratto la volta della galleria ha ceduto. Non capisco una cosa, perché sei venuto fin qui? Perché hai lasciato la grotta? Quelle voci, le voci orrende dei morti, erano giorni e giorni che mi perseguitavano. E poi loro sono arrivati. E ho veduto... Oddio, è stato terribile! Ma che cosa hai visto? L'ostia nera, la croce di fuoco, e il serpente viscido, e i teschi pieni di vermi. Sono 7 e sono la progenie infernale. Sì, è così. Io li ho visti, vi giuro che li ho visti. Maurizio, calmati adesso, calmati. Lasciatemi solo! Andate via, demoni schifosi! Vi prego, lasciatemi in pace! Sta delirando. Dottore, dobbiamo tirarlo fuori da qui. Bisogna sbrigarsi. Proviamo tutti e 2 insieme. Se puoi, tira fuori la gamba. Aspetti, dottore.
È uno sforzo inutile. Non ce la facciamo. Proviamo ancora. D'accordo. Fermi! Reggila! Reggila! Basta. È peggio. Rischiamo di fratturargli il femore. Va bene, dottore. Risorgeranno tra 7 secoli per uccidere 7 membri della progenie eretica. Oh mio Dio! Le anime dannate dei 7 monaci neri risorgeranno tra 7 secoli per uccidere 7 membri della progenie eretica. Teo, mi senti? Sì, sto ascoltando, passo. Abbiamo trovato Maurizio, è ferito, ci serve aiuto. Guardati intorno, ci dovrebbe essere la sacca del pronto soccorso, la vedi? Passo. Sì, l'ho vista. Che cosa devo fare? Portala subito qua. Siamo a circa 500 metri, nel cunicolo di destra. Appena dopo la frana. Fai in fretta, passo. Arrivo subito, dottore. Di qua. Mi gira la testa e ho una nausea terribile. Teo, cerca di mantenere la calma, eh? Ce la devi fare. Sento che sto per vomitare. E oltretutto mi sono perso. Che cos'è? Uno scherzo? Non mi va di fare la fine del sorcio! Aprite, voglio uscire! Aprite! Voglio uscire! Aprite! Aprite! Dottor Jones! Vi prego, fatemi uscire! Non ci resisto! È incredibile. Questo è un arco di stile gotico. È la prima volta che ci spingiamo fin qui. Siamo in un sotterraneo. Opera dell'uomo. Andiamo. Chi l'avrebbe mai immaginato? Eppure abbiamo esplorato queste grotte decine di volte. Allora aveva ragione Laura. Mio Dio! È stata massacrata. Guarda, l'hanno colpita 6 volte. No, 7. Con una lama molto pesante, forse una mannaia. Ma chiunque sia stato non può essere che un pazzo. Un omicida pazzo, qua sotto, nelle viscere della terra. Ma questo non ha alcun senso. Tu conosci il latino? No, perché? Vorrei tanto sapere quello che c'è scritto. A giudicare dalla posizione del corpo, Laura stava leggendo quest'epigrafe. Ci sono scolpiti dei nomi qui sopra. Simone di Rems, un certo Barnaba da Pavia, Guidobaldo il teologo. Ehi, guarda. Forse ha registrato qualcosa. Signore, 1289. In questo luogo di eterna penitenza furono sepolti vivi in seguito a una condanna, no, a una sentenza dell'imperatore Berengario, 7 monaci benedettini clunicensi, detti i monaci neri,
tutti colpevoli di eresia e di fornicazione col demonio. Essi rispondevano ai nomi Su, vai avanti, che ti frega dei nomi. Simone di Rem. Le anime dannate dei 7 monaci neri risorgeranno tra 7 secoli per uccidere 7 membri della progenie eretica. L'assassino l'ha colta di sorpresa. Ha avuto appena il tempo di gridare. Ti dicono niente queste frasi. Io credo che stesse traducendo. Sicuro. Quella specie di sciarada in latino sembra si riferisca a un evento soprannaturale. Vale a dire? 7 monaci vennero sepolti vivi in questa cripta nel 1289. Sì. E allora? In che anno siamo adesso? Nel 989. Le anime dannate dei 7 monaci neri risorgeranno tra 7 secoli per uccidere 7 membri della progenie eretica. Sono trascorsi 7 secoli dal 1289. E anche noi siamo 7. Cioè, lo eravamo. Fino a pochi minuti fa. Esatto. Stai meglio adesso? Non devi angustiarti, andrà tutto bene, vedrai. Ah, Cristo. Ma che fa quell'idiota di Teo? Perché ci mette tanto? Pronto? Teo? Dove diavolo sei finito? Rispondi, passo. Sono chiuso qua. È come una gabbia. Fatemi uscire, non ce la faccio più. Sto diventando pazzo. Soffro di claustrofobia, venite presto. Ma dove sei adesso? E di che razza di gabbia stai parlando? Teo, puoi sentirmi? Rispondimi. Rispondi, passo. Secondo me, dottore, è andato in tilt. Forse si è smarrito in qualche cunicolo. Senza esperienza è difficile orientarsi. E a quanto ho capito soffre di claustrofobia. Ho fatto molto male a contare su di lui. Non è colpa sua. Comunque, deve essere in difficoltà. Vado a dargli una mano, ok? Sì, d'accordo. Vai pure. Erna, Sì? torna prima che puoi con la sacca del pronto soccorso. Non voglio che la sua ferita vada in setticemia. Certo. Aiuto! Fatemi uscire da qui! Non ci resisto più, vi prego! Vi prego! Teo, che succede? Dove sei? Che diavolo può essere? Sembrava la voce di Teo. Deve essere nei guai. Andiamo, svelto! Teo! Dove sei, Teo? Rispondimi! Teo! Erna, che sta succedendo? Erna! Erna, che succede? È inconcepibile. Mostruoso.
Chi può aver ideato uno strumento di morte così crudele? Guarda, Manfred, osserva bene quegli aculei e dimmi quanti sono. 7. È stato ferito 7 volte. Ha reciso di netto la giugulare. Un'agonia terribile, è morto dissanguato. Basta, non ne posso più. Non ne posso più. Io non vi capisco. Siete impazziti. A che serve contare le ferite, i colpi che ha ricevuto? Dovevamo soccorrerlo al momento giusto, quando lui stava implorando il nostro aiuto. Bisognava arrivare qui in tempo e salvarlo da questo macello orribile. Adesso non possiamo fare più niente. Piantala, Enna. Non fare la bambina. Noi proviamo quello che provi tu. Ma cerchiamo anche di capire, di trovare una spiegazione logica a questi 2 atroci delitti. 2 delitti? Ma ho sentito bene. 2 delitti? Rispondi. Sì. Laura è stata uccisa circa mezz'ora fa. Non è vero. Per favore, dimmi che non è vero. Manfred, dimmi che non è vero. Purtroppo è morta. Abbiamo trovato il corpo qua vicino, in una grande cripta che neppure sapevamo esistesse. Per uccidere 7 membri della progenie eretica. Laura è stata colpita con violenza prima alla nuca e poi in varie altre parti del corpo, da una pesante arma da taglio, probabilmente una mannaia. Sì, ma com'è possibile che non abbia chiesto aiuto o tentato di difendersi? Il primo colpo deve avere la ferita a morte. Poi l'assassino ha preso ad accanirsi su di lei ormai in coma. L'assassino o gli assassini? Cosa intendi dire? Non lo so neppure io, dottore. È quell'epigrafe scolpita nella cripta a preoccuparmi. Anche Erna ha ascoltato la traduzione fatta da Laura. Parla di certe anime dannate. I 7 monaci neri che furono sepolti vivi in quella cripta 7 secoli fa, nel 1289. Il numero 7, appunto, sembra essere la chiave di tutto. Erano 7 quei monaci. L'epigrafe in latino dice che essi risorgeranno tra 7 secoli. E adesso noi siamo nel 1989. Vai avanti. Ci sono poi altre strane coincidenze. Laura è stata uccisa con 7 fendenti e Teo aveva 7 squarci nel corpo. Aveva 7 squarci nel corpo, perché c'erano 7 aculei appuntiti in quel congegno. Li abbiamo contati. Io li ho visti. Vi giuro, io li ho visti. Oltrepassavano le porte dell'inferno. Erano in 7. Perché non volete credermi? Vi ripeto che li ho visti. Io non sono pazzo. Stai delirando. Taci adesso. Avanti, dottore. Ci dica la sua opinione. Le vostre ipotesi per me sono senza alcun fondamento, perché si basano su mere coincidenze. Noi siamo quasi alle soglie del 2000 ormai, nel pieno corso della civiltà tecnologica. Morti che risorgono dopo 7 secoli per uccidere 7 persone. Dimentica un particolare, dottor Jones. Un particolare che ha un significato sinistro. Meno di 2 ore fa, noi qui eravamo in 7 e adesso 2 di noi sono stati uccisi. Scusi, dottore, ma se non crede a quello che è scritto sulla lapide, allora pensa che uno di noi sia Jack lo squartatore. D'accordo. Ma qui le vittime predestinate sono 7 eretici. Ricordi la frase? Risorgeranno fra 7 secoli per uccidere 7 membri della progenie eretica. Paul, tu sei un eretico? No, non lo sono. Secondo i principi della Chiesa cattolica di oggi non lo sono. Proprio così. Lei stesso prima ha parlato di fanatismo religioso e di intolleranza. La Chiesa romana, 7 secoli fa, era dilaniata da dispute ideologiche, deviazioni e scismi. E all'epoca chiunque deviasse dall'ortodossia papale veniva considerato eretico. E con questo? Secondo la Chiesa cattolica del 1289, noi siamo 7 eretici, dottor Jones. Infatti, Manfred e io siamo protestanti.
Se non sbaglio, dottore, lei è ebreo, come Maurizio. Esatto? Sì, sono rabbino aggiunto della comunità israelita di Livorno. Ma cosa c'entri tu? Tu non appartieni alla Chiesa? Mio padre era ateo e non ha mai permesso che mi si battezzasse. E Laura? Teo? Erano tutti e due testimoni di Geova. Me lo ha detto quando stavamo scendendo. E vi ha dato anche questo opuscolo di propaganda. È inutile illudersi. Nessuno può sfuggire alla propria sorte. Adesso sta per iniziare la nostra agonia. Oh! Sentite, niente divergenze, ok? Noi dobbiamo assolutamente rimanere uniti. Sì, e soprattutto evitiamo di commettere errori. Bisogna andare via da queste grotte maledette il più presto possibile. Non si può abbandonare Maurizio in quelle condizioni. Resterò io con lui. Tu, Erna e Paul tornate in superficie più svelti che potete. Ci occorre subito un chirurgo. La sua gamba è perduta purtroppo e deve essere amputata. Senta, io resto con lei, dottore. Le sarò di aiuto. So cavarmela da solo. È sicuro che quella di separarci sia la soluzione migliore? Non abbiamo altra scelta. Su, andate e siate prudenti. Certo. Erna, io e te ci manterremo in contatto con walkie-talkie ogni 5 minuti, ok? Va bene. Stia in guardia, dottore. Non ti preoccupare. Che diavolo è? Morfina? No, un antibiotico. La tua gamba è infetta. È infetta. Che hai da ridere? Sono sceso qua sotto in questo fetido buco per stare 2 mesi sottoterra e superare ogni record. E va a finire che ci rimango per l'eternità. Dottore, non è un bel record? Avverti niente, Paul? No, che c'è? Non lo so, ma sento qualcosa. Come delle vibrazioni di assestamento. Sei sicuro? No, non sento niente. Non importa, ma credo che avesse ragione Laura a dire che sono rocce di origine vulcanica. E se fossero loro? Alludi ai monaci neri? Dottore? Pronto, dottore? Dottore, riesce a sentirmi? Sì, ti sento, passo. Ascolti bene, usciremo all'esterno tra poco più di un'ora, sperando che non ci siano altri problemi, naturalmente. Procede tutto regolarmente laggiù? Passo. Erna, mi senti? Cos'era quel Chi boato? sarà stato? Non lo so. Svelti, di là. Andiamo via! Erna! Andiamo via! Erna! Che succede? Rispondi! Erna, perché non rispondi? Che sta accadendo? Passo! Erna! Siete in pericolo? Rispondi, Erna! Passo!
Erna, mi sentite? È inutile. È inutile, dottore. Ormai sono tutti morti. Morti! Smetti di farneticare. Ne ho abbastanza delle tue stronzate. Sono crepati tutti. I 7 monaci neri non hanno nessuna pietà. Io lo so. Io li ho visti, mi creda. Non sto mica delirando come te. Quelli erano fenomeni tellurici, assestamenti, scosse. Sono molto frequenti in quest'area, data la conformazione vulcanica delle rocce. Sono stati i monaci. Loro hanno provocato i fenomeni, non lo capisce? No. Allora, lei come lo spiega il fatto che durante questi 78 giorni che ho trascorso dentro la caverna non c'è stata neppure una scossa sussultoria? Una c'è stata, quella che ti ha intrappolato la gamba. Ascolti, lei non sente dei rumori? Stanno arrivando! Sono loro. Non sente l'eco dei passi? Tra poco arriveranno qui. Faranno fuori anche noi due, Jones. Perché lei non mi crede? Perché? Smettila. Prendi queste, da bravo. No, pensa di fregarmi con le sue luride pillole. Come vuoi. Ma stammi bene a sentire. Noi non abbiamo nessuna speranza di uscire vivi da qui. Noi dipendiamo da loro, come loro dipendono da noi. Così non ho altra scelta adesso. Non resta che andarli a cercare. È impazzito. Non può lasciarmi senza difesa. È solo. Loro mi uccideranno. Prendi questa. Ti sarà utile. Ci sono 7 proiettili. Bastano, non credi? Loro sono immortali, così come il male è immortale. A che serve una fottuta rivoltella? Ti lascio anche l'walkie-talkie. Continua tu a tenere il contatto con Erna, almeno ogni 10 minuti. Io conto di fare ritorno al più presto. Che il Signore e lo Spirito di Israele ti proteggano. Dottor Jones, ho paura. Torni indietro. Ho paura. Torni indietro, dottor Jones. Dottor Jones. Paul! Erna! Paul! Erna! Paul! Erna, mi senti? Ti prego, Erna, rispondi! Paul! Paul, dove siete? Erna! Oh mio Dio. Paul! Erna! Manfred! Dove siete? Dottore! Ah, Erna, sei ferita? No, non credo. Tu stai bene, Paul?
Va tutto bene, non si È preoccupi. durato molto? Sì, molto. Sembrava la fine del mondo. È un miracolo che siamo ancora vivi. Dov'è Manfred? Non lo so. Era qui prima, vicino a noi. E poi l'ho visto sparire in mezzo ai vapori. Andiamo a cercarlo. Svelti! Ok. Manfred! Dove sei, Manfred? Manfred! Oh mio Dio. Dottor Jones, venga qui, presto! L'ho trovato! Oh mio Dio. Sembra persino impossibile. Tutto questo non ha alcun senso. No, dottore. Guardi bene. Sono stiletti medioevali. 7. E ciascuna delle 7 lame lo ha trafitto in una zona precisa. Hanno formato una croce. I 7 monaci neri. Ma allora erano qui. E sono stati loro a causare tutto quel caos poco fa. Non lo avevi capito, Erna. Cosa abbiamo fatto di male per meritarci tutti questi orrori? No, dottore. Non è il momento di perderci in chiacchiere. Dobbiamo uscire da questa trappola prima che sia troppo tardi. Vieni. Ormai non puoi fare più niente per noi. Da questa parte! Maledizione, qui è franato tutto. Non c'è niente da fare. La galleria è crollata. Ci conviene tornare indietro e cercare un'altra via d'uscita. Sì, magari ce ne fosse un'altra. Questa era l'unica galleria che porta fuori da qui. Già, ma esistono cunicoli e passaggi che non abbiamo mai esplorato. O forse uno di quelli ci porterà in salvo. Paul ha ragione. Vale la pena di tentare. Andiamo. Andiamo, Enna. Avanti, maledetti! Che cosa state aspettando? Lo so che siete qui! Vi ho sentito! Avete varcato le porte dell'inferno! In questo modo no! No! Voglio morire! Andatevene via! No! No, andatevene! Andatevene!
Così, pietà! Ah, schifosi! Chi ha sparato? Maurizio. Ma perché adesso non spara più? Perché non sta chiedendo aiuto? Cosa significa? Tu è meglio che rimani qui, Anna. Noi andiamo a vedere, dottore. No, aspettate, vengo anch'io. Troppo tardi. Ma non si è suicidato. È morto per paralisi dei centri nervosi. Sembrano punture di insetti. Di scorpioni. O di vedove nere. Aspetti un momento. Che c'è? Ha notato un particolare. Le tubefazioni. Sono esattamente 7, non lo vede? Sì. 7. Come erano 7 gli stiletti piantati nel corpo di Manfred. Ho paura. Ho paura, amici. Ormai è chiaro. Continuiamo a vagare tra queste rocce come dei gattini ciechi, perseguitati da entità malefiche. 7 monaci neri, scomunicati dalla Chiesa e mandati a morte 7 secoli fa. Che possiamo fare per sottrarci a questa nemesi? Non lo so. Non è a me che devi domandarlo. Io sono un uomo di scienza e ho sempre creduto nelle leggi immutabili della natura, in tutto ciò che si può quantificare, comprovare, spiegare razionalmente. Io ho sempre considerato i fenomeni paranormali come delle frodi, delle sciocchezze. Ad esempio, l'astrologia e ancor più lo spiritismo.
Ma adesso devo ammettere che mi sbagliavo. Sapete, amici, questo per me vuol dire il fallimento totale di una vita. Senta, dottore, ho il più grande rispetto per le sue opinioni, ma per quanto mi riguarda non rimarrò qui ad aspettare passivamente la morte. Maledizione o no, io voglio vivere. Anch'io voglio vivere. Vivere? Ma come pensate di uscire da questo lurido buco? Noi riusciremo a trovare una via d'uscita, dottore. Un momento. Adesso che ci penso, se non sbaglio, Laura ha detto che... Ma certo, la cripta. Mi ero dimenticato della cripta. Non posso giurarci, ma lì dovremmo trovare la via per risalire fino alle rovine della chiesa. Andiamo a vedere. Aspetta, ti rendi conto che se entriamo in quella cripta si rischia la vita? Se ha qualche fondamento la leggenda dei monaci neri, allora è proprio nella cripta il centro del loro potere malefico. Può darsi, ma a questo punto la nostra vita vale meno di una moneta di rame. E così dobbiamo tentare il tutto per tutto. Addio, amico. Vi avevo detto, sono qui. E non ci permetteranno di uscire vivi. Andiamo via! Svelti! Ma no, dottore, aspetti un momento. Erna, prendi quella borsa, ci dovrebbero essere le mappe dentro. Una è questa. Allora? Questa serve a poco. Riporta la planimetria della zona. La parte è in superficie. Sei sicuro? Sì, è incompleta. Non ci sono indicazioni relative alle grotte. Avanti, vediamone un'altra. Anche questa non c'è di nessun aiuto. C'è descritta una situazione sotterranea, però non fa alcun riferimento alle rovine della chiesa, all'abbazia. Sembrano condurre in superficie. Sì, però non è indicata l'ubicazione rispetto al punto in cui ci troviamo ora. E quindi potrebbero trovarsi anche a 20 chilometri da qui, capisci? Sono mappe di un secolo fa. Possono servire soltanto a delle ricerche archeologiche. Ehi, Paul! Sì, dottore. Che c'è? Guarda, si sta dissolvendo senza alcuna causa. Io ero quasi a metà della traduzione e la pietra ha iniziato d'improvviso a squagliarsi. Cristo, si è dissolta! Visto? È tutto inutile. Ogni volta che stiamo per fare un passo decisivo verso la salvezza, loro scavano una fossa sotto i nostri piedi. Questa volta no. È tutto registrato da Laura. Si ricorda? Per la fretta abbiamo tralasciato di ascoltare l'intera traduzione. Ecco. Durante il processo inquisitorio, i 7 eretici confessarono sotto tortura di praticare la stregoneria. Confessarono altresì di assumere sembianze demoniache nella forma di ragni schifosi. Oppure di esseri umani franchi. Torna indietro sull'ultima frase, non si capisce bene. Ragni schifosi,
Oppure di essere... Comunque, la prima parte è perfettamente chiara e inequivocabile. Ed è una conferma. Si sono trasformati in 7 ragni schifosi per uccidere Maurizio. È mostruoso. Io non me la sento di rimanere qui. Penso che sarò il prossimo a morire e non sopporto più questa tortura. Mi conceda un minuto, dottore. Verifichiamo l'ipotesi di Laura. Forse aveva ragione. Andiamo. Là dietro c'è la chiesa in rovina, ne sono quasi certo. E se anche fosse, come pensi di rimuovere le tonnellate di detriti accumulati da secoli? Aiuto! Aiuto! Qualcuno ci aiuti! Siamo sepolti qui! Fermati un attimo. Ascolta. Non senti niente. Che cosa dovrei sentire? Allora? Mi era sembrato di sentire dei rumori, come dei colpi sordi. È frutto della tua immaginazione. Non c'è anima viva dentro queste rovine. Ti dico che ho sentito battere. Senti, vedi di chiarirti le idee. Prima non hai voluto fare l'amore in macchina. Adesso scopri che ci sono i fantasmi qua. Che cosa vuoi fare? Dimmelo. Lo sai che ti dico, mi hai proprio stufata. Aiuto! Aiuto! Salvateci, per favore! Smettila, ti ho detto, non serve a niente. Nessuno ti può sentire con quella barriera davanti. Oltretutto la chiesa è isolata e non ci passa mai nessuno. Vieni, Paul. Spero che le pile siano cariche. Dammi il tuo walkie-talkie, per favore. Cosa vuoi fare? Ho recuperato il walkie-talkie che Jones aveva lasciato a Maurizio. Unendo i circuiti di entrambi, con le doppie pile cercherò di costruire una trasmittente più potente. Le va di giocare? No, affatto. Ero radioamatore e ho una certa esperienza. Ok, libero di provare. Sentite, vi lascio il mio portafoglio con la carta di credito e il mio tesserino con il codice fiscale. Tanto non mi servono più. Accidenti, si è fatto male. No, non è niente. Andiamo via da qua, presto! Per fortuna Paul aveva questa lampada dentro la sacca. Speriamo che duri almeno un po'.
Le faccio male. No, è appena un graffio. Cristo, non riesco a stabilire le frequenze. I circuiti sono a posto, ma non funziona. Non resta che rassegnarsi e attendere. Chissà che aspetto assumeranno adesso quelle anime dannate. Almeno avessimo potuto decifrare quella frase registrata da Laura. Probabilmente c'era una falla nel nastro. Ehi, un momento, funziona! Pronto? Pronto, SOS! Qualcuno mi riceve? Passo! Pronto, pronto, SOS! Qualcuno mi sente? Passo! Mi dispiace. Speravo funzionasse. Sei un dannato ottimista. Speravi che cosa? Il dottor Jones ha ragione. Dobbiamo smettere di prenderci in giro. Dobbiamo essere realisti e accettare la realtà. Ormai siamo in coma profondo, irreversibile. È tempo di staccare i tubi e di farla finita, capisci? Ok, tieni. Sai perfettamente che non ne avrei il coraggio. Io non potrei giurarci. Sono stata una sciocca, Paul. Scusami. Siamo tutti troppo stanchi. Abbiamo bisogno di dormire. Se non ci prendiamo qualche ora di riposo, va a finire che ci sbraniamo l'uno con l'altro. Forse è esattamente questo che vogliono i monaci neri. Quei bastardi. Ma io non sto al loro maledetto gioco. Cosa vuoi fare? Sono le 11:45, di notte suppongo. Cominceremo a fare dei turni di guardia. 2 ore ciascuno, ok? Sì. Chi comincia? Tu? Sì. Prendi il coltello. Quei 7 ragni schifosi. Se ti accorgi che uno ti si avvicina, colpisci. Taglialo e fallo in 1000 pezzi. Sì, lo farò, puoi contarci. Ti voglio bene. Tanto. Anch'io ti amo. C'è qualcuno laggiù? Allora, c'è qualcuno?
Erna, che è successo? I ragni! Mi sono risvegliata e li ho visti. 7, erano in 7 e stavano venendo verso di me. Non devi più aver paura, calmati adesso. Va tutto bene. Ma sì, ha ragione Paul, è finita. I 7 monaci sono stati distrutti. Bruciati, disintegrati. La maledizione è finita. Sento che non ce la faccio più. Ti prego, portami via. Voglio tornare a casa. Ti prego. Avanti, sfogati pure adesso. Ti porterò via di qui, contaci. Pronto? Pronto? Trasmetto sui 105 MHz. Qualcuno è in ascolto? Passo. Sì, ti sento. Sono Mercurio 5, un radioamatore di Torino Sud. Dammi la tua sigla, passo. Scusami, non ho sigla. Il mio nome è Paul Brandini. Sto usando una radio di fortuna. Ti prego, amico, ascoltami attentamente. È questione di vita o di morte. Passo. Ti ascolto, Paul. Passo. Sono con altri 2 speleologi. Siamo rimasti intrappolati per dei crolli. In una cripta profonda una ventina di metri, situata sotto le rovine dell'antica chiesa di Montelago Marziale. Ci troviamo in grande pericolo. Va avanti, continua. Urge un intervento immediato. Una squadra di soccorso in elicottero. È tutto chiaro, Mercurio 5, passo. Tutto chiaro, Paul. Provvedo subito. In bocca al lupo, passo. Ok, grazie. Siamo salvi! Siamo salvi! Ce l'abbiamo fatta, Paul. Sei un genio. Hai visto? Ho mantenuto la mia promessa. Dovrebbero essere già qui. Che ore fai, Paul? Sono le 5 meno un quarto. Sono passate già 3 ore. Non possono tardare molto. Sapete, questa è la prima volta che ascolto della musica rock per quasi 3 ore senza che mi scoppi la testa. Appena usciamo da qui, dottor Jones, giuro che la trascino direttamente in discoteca. Buona idea, verrò senz'altro, non dubiti. Ehi, non sentite? Sono loro. Stanno arrivando! Forza, andiamo! Ehi, siete laggiù! Rispondete! Sì, siamo qui, nella cripta. Volete che vi veniamo incontro? No, restate dove siete, è pericoloso! Stiamo per far brillare una mina sotto le pietre che chiudono la galleria! D'accordo. Finalmente ce ne avete messo del tempo. Assumere sembianze demoniache durante le notti del sabba, nelle forme di ragni schifosi, oppure di esseri umani frantumatori di pietre nel sottosuolo. Simone Pietro di Rems vi condanno a morte. Così abbiano fine gli eretici e tutti coloro che, come noi, vendettero l'anima al demonio.
successo? Perché gridavi così? Ho fatto un sogno orribile, un incubo. Eravamo scesi per soccorrere Maurizio e sono accadute cose tremende. Ok, rilassati adesso. Sei sveglia, va tutto bene. Maurizio è vivo. Certo, ma certo che è vivo. Oggi sono 78 giorni che sta giù nella grotta. Stiamo aspettando quelli del telegiornale e poi lo tiriamo fuori. Ah, Paul, non puoi immaginare quanto mi fai felice. Andiamo alla grotta. Sono tutti là. Guarda, è tutto regolare. Salve, dottore. Salve. Ciao, dormiglione. Ah, grazie. Dottore, dove si è fatto quella ferita? Oh, io sono scivolato poco fa là fuori, mentre stavo riponendo dei rampini nel fuoristrada. Ehi, guardate. Non sta bene. È sul punto di svenire. Che accade? Le telecamere sono in tilt. È un bel problema adesso. Potrebbe lasciarci la pelle. Pronto, Maurizio? Maurizio, che succede? Aiuto! Stanno arrivando! Vogliono uccidermi! No! No! Vi prego! No! Maurizio! Maurizio! Che facciamo? Dobbiamo scendere noi, dottore. Ok. Ma attenti a non lasciarci pelare niente, se loro vengono a sapere ci decidono che siamo rovinati. Sì, certo, chiariamoci.